Buonasera, sono Roberto Pizzuti del WWF del Friuli Venezia Giulia. Volevo portare un po' l'attenzione alle cose che vanno contro la decrescita nella nostra regione. Per esempio, si vuole costruire, proprio per dar sviluppo, una ferrovia ad alta velocità quando non funziona quella. Ecco, oltre ai treni ad alta velocità, per esempio adesso si sta pensando di costruire non solo un rigassificatore che porti il metano per poter continuare a inquinare, ma due addirittura, questo nel Golfo di Trieste. Dopodiché c'è la volontà di costruire delle grosse casse di espansione sul fiume Tagliamento, con l'intenzione dichiarata di salvaguardare gli abitati di Lattisana ed altri da Bassa, ma invece sono proprio per sviluppare un'economia e sostenere un'economia che è spinta da quei quattro che poi hanno l'impresa, che fanno il lavoro. E questo per quanto riguarda i soldi pubblici, e non è poco. Poi c'è anche il cosiddetto piano casa, che prevede incrementi nelle costruzioni fino al 35%, e questo nel disegno di legge regionale, non solo in quello statale. Per cui volevo chiederle, prima mi ha caricato moltissimo nel suo invito alla resistenza, può dare anche lei un messaggio perché tutta la gente che partecipa magari in maniera passiva sia invece attiva, si iscriva alle associazioni, partecipi nelle battaglie direttamente, ci sono da fare comunicati, bisogna seguire i procedimenti legali, bisogna seguire tantissime cose, e vista il fronte che probabilmente questo è, almeno di quanto mi pare, è fra i più, c'è una battaglia, c'è una forza nella controparte che non ho mai visto così diffusa, no? Per cui se potesse darci una mano in questo senso. Sì. Perché ho partecipato alla battaglia del Val di Susa, che è una battaglia paragonabile, e posso raccontare che il 5 dicembre, penso il 5 dicembre 2005, il giorno dove nella neve c'era di fronte l'armata di Berlusconi e tutti i sindaci e i responsabili con la sciarpa tricolore, con Avenaos, con Ferentino, il presidente della comunità del Val di Susa. E allora ero a Milano nello studio di Gad Lerner all'Enfedele e eravamo collegati con Venaos. E allora ho visto loro mi ha chiesto Gad Lerner cosa pensavo della loro battaglia, ma hanno 100 volte ragione, difendono il loro patrimonio, il loro territorio, eccetera. E poi hanno chiesto a Ferentino e lei cosa pensa delle teorie di Latouche della decrescita? Allora lui ha detto no, la decrescita non sarebbe troppo, siamo per un'altra crescita, una crescita più umana, più giusta, eccetera. Poi alcuni mesi dopo sono andato nel Val di Susa, mi hanno fatto visitare i 3 presidi. Ho fatto nella serata un dibattito con lo stesso Ferentino e tutti, c'era una sala in questa zona che non è molto popolata, una sala piena zeppa, 500 persone, non so, entusiastici, tutto nel frattempo avevano capito tutto che la decrescita il progetto della decrescita dava senso alla loro battaglia, che la loro battaglia non era una battaglia come dicono gli avversari, Nimbai, not in my backyard, ma una battaglia per tutti e che si deve collegare la battaglia del Val di Susa con la battaglia contro il megaponte, contro i rigassificatori, contro la centrale a carbone di Civitavecchia, contro tutti questi megaprogetti che sono il modo più veloce per distruggere il pianeta. E allora hanno fatto anche questo patto del mutuo soccorso per legare tutte le battaglie. Penso che è il modo più giusto ora per contrastare questo potere che abbiamo di fronte al potere ufficiale, abbiamo ancora una potenza, non dobbiamo utilizzare la nostra potenza con la resistenza alla disobbedienza civile, eccetera, e usare tutti i mezzi per
può accadere che una battaglia sia persa, ma un'altra è vinta e dobbiamo continuare più, resistere, resistere, resistere. Ma direi, anche nel Val di Susa l'ho vissuto, resistere gioiosamente, non si tratta di come il vecchio militantismo con un po' di masochismo, eccetera. No, perché viviamo solo una vita, dobbiamo approfittare, e nei presidi del Val di Susa c'è una convivialità, si mangia insieme bene, si fa la festa, si resista con la festa, con il buon vino, con la gioia di vivere, perché la decrescita abbiamo sottotitolato il nostro giornale, il giornale della gioia di vivere. La gioia di vivere non è solo per domani o dopodomani, perché dopodomani saremo tutti morti. È già oggi che costruendo questo progetto, recuperiamo anche la lentezza, la dolcezza, la convivialità, tutte queste parole di Alex Langer, che lui era vicino tra l'Alto Adige e il Friuli, c'è qualche affinità. E allora resistere, ma resistere gioiosamente. Il tempo ci è risparmiato fino adesso, ma mi pare che incominci a perdere la pazienza, quindi facciamo l'ultima domanda e poi salutiamo.